Eccoci ritornati in studio, abbiamo cambiato l'ospite. Per gli amici della Lega Calcio Friuli Collinare una faccia nota, Daniele Tonino, che è il responsabile dell'attività della Lega Calcio Friuli Collinare. Buonasera. Daniele, innanzitutto raccontaci un po' com'è stato il tuo arrivo in Lega Calcio Friuli Collinare, no? Ci sono parecchie storie che girano su questo avvento e racconta la tua versione. Diciamo che bisogna andare un po' indietro nei tempi, ma quando l'allora presidente Bertoli ha avuto l'idea di fare la squadra di calcio 5, io ho fatto già il primo anno la squadra di calcio 5 e arrivando al dunque, all'ultima partita del gironcino, erano 4 squadre a quel tempo, è successo di tutto, uno sbaglio tecnico dell'arbitro che era Peloi Bruno, che poi è diventato presidente, e la mia squadra ha fatto l'impossibile, giorni di squalifica che sono volati da tutte le parti e nella mia concezione di calcio di quel tempo ho fatto ricorso, controricorso, ho fatto di tutto, fino a quando non ho visto il referto arbitrale di Peloi. Posso dirvi soltanto che erano 3 facciate protocollo scritte, però mi ha illuminato. Da lì ho capito che forse il calcio, come lo intendevo a quel tempo, non era quello che era il mio calcio. E lì Bertoli mi ha preso subito al volo e mi ha messo a dirigere il calcio a 5. Ti ha dato fiducia? Mi ha dato fiducia. Devo dire che la lettura di quel referto sembra una cosa sciocca, però mi ha come aperto un mondo nuovo. E lì Bertoli ha visto questa debolezza e sono entrato in questa e sei diventato organizzazione. responsabile del calcio 5. Assolutamente. Con te il calcetto è cresciuto notevolmente, sia come numeri sia come qualità. Quali, diciamo, mosse hai messo in atto per far sì che le squadre di calcetto si avvicinassero alla Lega Calcio Friuli Collinare? Diciamo che 18 anni fa c'era una mancanza nel territorio, assolutamente non c'era nulla, a parte questo campionato della FIGC di Serie C di piccole dimensioni, c'era una seria mancanza nel territorio, ma c'era anche la voglia di giocare a calcio 5 perché i campetti erano tutti pieni. Cosa è stato fatto? È stato fatto un calcio 5 pianeristico, sì, mi ricordo che si andava a segnare le righe sul campo con lo scotch per fare in modo che le squadre giocassero, quindi a forza di dai e dai le squadre sono venute, poi certamente l'organizzazione della Lega Calcio e questa possibilità che abbiamo dato di giocare e queste grandi possibilità, 2 tipi di campionato eccetera eccetera, hanno fatto sì che questo movimento crescesse e arrivasse a numeri secondo me decisamente considerevoli, visto la grandezza anche della nostra regione. E questo ha portato al successo del nostro movimento. Le tue capacità organizzative poi ti hanno portato, diciamo, a guadagnarti la stelletta di responsabile dell'attività della Lega Calcio Friuli Collinare. Qui hai avuto altre problematiche probabilmente e hai dovuto lottare con campionati diversi, no? Secondo te quali sono le maggiori diversità tra un campionato e l'altro? Allora, sicuramente le squadre di calcio 11 hanno una struttura più formata che ricorda molto le squadre dilettantistiche. Molte volte hanno il loro mister, hanno i dirigenti, hanno un presidente, hanno un organigramma decisamente composto e anche perché ci vuole, perché per fare una squadra di calcio 11 ci vuole un certo numero di persone per fare un campionato lungo come il nostro. Il campionato di calcio a 5 è organizzato, ci sono anche lì squadre decisamente organizzate bene e ne stanno crescendo sempre di più, però molte c'è quello che fa tutto, che gioca, che fa il mister, che fa il presidente, che fa ogni cosa. Quindi noto che nel calcio 5 c'è forse una minore organizzazione strutturale delle squadre, però le problematiche alla fine sono sempre le stesse, perché anche se è un'organizzazione grande del calcio 11, quando mancano quella persona o quelle 2 persone che organizzano, le squadre vengono un po' a mancare. La Lega Calcio in questo periodo non è che si è inventata questi corsi di formazione perché non aveva nulla a cui pensare, ma perché pensiamo che formare dirigenti permetta alle squadre una certa continuità. Molte squadre spariscono perché vengono a sparire i dirigenti.
è più facile probabilmente trovare dei giocatori, non dico forti, ma dei giocatori, piuttosto che trovare qualcuno che si adoperi per fare una squadra. Parliamo di amatori in senso lato, c'è il campionato amatori di calcio a 5 che sta crescendo e il campionato di calcio a 5 che pur con numeri considerevoli diciamo così è statico, no? Cioè non cresce più di tanto. Qual è il tuo pensiero in relazione a queste due attività? Beh, innanzitutto diciamo che la crescita del campionato amatori è una cosa che personalmente, ma penso anche, sì, posso parlare a nome della Lega Calcio, ci fa piacere, perché a mio avviso interpreta più i valori della Lega Calcio Friuli Collinare. In questo campionato non ci può essere nessun tesserato della Federazione Italiana Gioco Calcio, neanche dopo i 40 anni, quindi è totalmente amatoriale. Mentre sappiamo che nell'altro i tesserati di calcio 11 possono giocare. Di conseguenza ci fa piacere. Sarà da trovare però qualcosa per capire perché il calcio a 5 rimane statico. Forse dobbiamo rinnovarci un po' di stimolo. Intanto andiamo a vederci un servizio fatto su un campo proprio del calcio amatori. La partita è Prost Pauline Tex Grill, Pauline Tex Grill che è una delle candidate, diciamo, alla vittoria finale. Il servizio è di Gianni Maldera, via alle immagini. Siamo con Alberto Lorenzoni, il capitano sfortunato questa sera, oserei dire, di questo ASD Pros che, ahimè, cosa è successo? Ma stasera partita abbastanza tragica, un po' rimaneggiati noi come formazione, un po' stanchi anche, quindi poi loro forti, indubbiamente molto forti, superiori a noi sicuramente. Insomma. Siamo con Maurizio Misso, il numero 1 di questo Pauline Tex Grill. Maurizio, è tutta in salita o in discesa la partita? Sì, la partita è cominciata subito bene per noi, poi c'è stato questo gollonzo, l'unico che ho subito fortunatamente stasera, ma poi la partita è stata tutta in discesa, insomma, come avrete visto anche voi ci sono state giocate di un certo livello nonostante l'età di tutti i miei compagni e amici di squadra. Ormai sono anni e anni che giochiamo assieme, ci troviamo a memoria e come vedi noi facciamo correre la palla e corriamo meno noi. Ecco, rieccoci in studio. Abbiamo scoperto che Martina giocava a calcio, per cui è, diciamo così, da considerare un'addetta ai lavori. Però calcio a 11, calcio non a calcio 11. a 5. Tu però hai una domanda in serbo per il nostro responsabile della Lega Calcio. Signor Tonino, la LCFC ha per anni organizzato questo torneo di calcio a 5 femminile. Come mai ha abbandonato questo progetto da qualche stagione? Allora, le motivazioni sono molteplici. Innanzitutto, probabilmente le nostre intenzioni erano un po' diverse da quello che si era verificato. Le nostre intenzioni è avere un campionato in cui si dava la possibilità a ragazze che non avevano avuto grandi esperienze di calcio femminile di poter approdare a un campionato diverso. Ci siamo ritrovati in campionati in cui giocavano delle giocatrici che arrivavano da esperienze di un certo livello anche e quindi già ci discostavamo perché era soltanto una fotocopia di qualcosa di già esistente. Dopo probabilmente certe rigidità dal punto di vista nostro organizzativo e disciplinare e di normativa andavano a scontrare con determinate esigenze delle squadre. Noi ci piace avere delle regole fisse che valgano per tutti i campionati e per tutti i nostri atleti. Derogare si può, ma fino a un certo limite. Le ragazze magari volevano qualche deroga di troppo per i nostri gusti, ecco, diciamo. Siamo sempre a disposizione comunque per rinnovare questo invito alla partecipazione. Sicuramente. E sabato parte un altro torneo dedicato questa volta ai bambini, la Coppa Giovani, che da anni, diciamo, è sulla scena e sta spesso riscuotendo un successo particolare, anche perché è un torneo particolare dove non ci sono né vinti né vincitori sostanzialmente, Daniele, vero? È un torneo che viene organizzato da parecchi anni, penso che abbiamo sorpassato la decina, dove facciamo giocare delle squadre di piccoli amici, di pulcini e quest'anno probabilmente riusciamo a far giocare anche gli esordienti, fanno 4 weekend, o il sabato o la domenica, fanno dei torneini e poi l'ultima domenica, che sarà il 19 febbraio, facciamo una grande festa dove facciamo giocare in contemporanea tutte le squadre per poi riunirsi a mangiare qualcosa tutti insieme a fare le premiazioni. Premiazioni che
non hanno un primo, un secondo, un terzo, un quarto posto. A noi piace premiare tutti, premiamo tutti i bambini. Sì, non parliamo di aspetti culinari, no? Primo, secondo e terzo. No, no, assolutamente. Quelli posizioni però, maturate in noi classifica. organizzatori con i genitori magari ci pensiamo Sì, anche a questo, però i indubbiamente. bambini si divertono sicuramente a giocare. È una cosa che funziona, si gioca in palestra, in questo periodo di freddo al caldo, tutto qua. È una cosa che ha avuto abbastanza successo e ne siamo fieri. Ecco. Bene, il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito. Salutiamo Daniele Tonino, magari invitandolo in un'altra occasione a parlare anche di altre problematiche della Lega Calcio Friuli Collinare, e naturalmente salutiamo la Martina che ci ha dato una mano in questa trasmissione. Grazie e appuntamento alla prossima settimana.